Siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi è un traguardo importante, una manifestazione che ormai è una tradizione per Ostiglia, per tanti motivi, sostanzialmente perché ci sono tante squadre, tanti ragazzi, tante persone che vengono qua per correre in modo amatoriale. C'è chi invece corre in modo competitivo e vediamo la folla che si sta iscrivendo in questi ultimi minuti. Ricordo, la partenza è alle 20:30, ma soprattutto è la possibilità di vedere Ostiglia di corsa per le vie del paese, sull'argine, in un momento in cui il sole sta tramontando, quindi vedere Ostiglia durante il tramonto è un aspetto fondamentale. Io ringrazio le persone che hanno collaborato, l'Arci Goldwyn, soprattutto la Protezione Civile perché ci garantisce la sicurezza, la Croce Rossa che è alle nostre spalle pronta eventualmente ad intervenire, ma soprattutto il personale del Comune di Ostiglia che è da giorni che si sta strutturando per organizzare questa bellissima manifestazione. Veramente con grande soddisfazione siamo arrivati al 10° anno qui a Ostiglia alla Stracorneglio, veramente una bella manifestazione inserita nel calendario FIDAL, FIASP e UMV. Ci sono tutti i gruppi della provincia di Mantova e anche fuori provincia. È un percorso testato che veramente ha una buona capacità sulle gambe degli atleti. Ma sempre tutti lo stesso, bravi ragazzi, forza! Muoviamo quasi sempre tutte le domeniche circa 5-6 mila podisti, ecco, sulle nostre varie manifestazioni. L'Arci Goldwyn organizza anche la marcia ad aprile e allora siamo qua a presenziare e portare il nostro contributo come organizzazione delle nostre marce. Ecco. Importante degli atleti competitivi è quello di avere il pettorale ben visibile nella parte anteriore della propria maglia, ma soprattutto il chip nei lacci delle scarpe, ciò che permette poi una rapida compilazione delle classifiche finali, in modo anche da avere per l'appunto le classifiche veloci e fare delle premiazioni svelte. Sperando che gli atleti, oltre a correre con le gambe, come dico sempre, usino anche la testa. È vero che gli atleti sono tutti adulti e vaccinati, però devono sapere dove sono i loro limiti e devono sapere ciò che fanno e ciò che vanno incontro loro stessi, ma anche che mettono a repentaglio non solo la loro vita, ma anche a livello organizzativo un'organizzazione che si impegna per mesi a cercare di organizzare nel meglio possibile una manifestazione. Marco Montorio, un applauso per il vincitore di questa 10ª edizione della Stracorneglio, bravo, Veronica Bacci al traguardo. Primo posto in 38,38 per l'atletica Lupo Dotina è la vincitrice di questa 10ª Stracorneglio, Veronica Bacci. Grazie ragazze, grazie. Allora, andiamo avanti con gli uomini. Al primo posto in 34,33 per la Fratellanza Modena, Marco Montorio. Bravo Paolo e bravi ragazzi, un bel applauso ancora per i primi 10 concorrenti, bravi.